Stadio Saraceno di Ramanusa, 20ª giornata del campionato di eccellenza occidentale. Per il girone A in campo Canicattì e Geraci, ragazzi di mister Pippetto Romano, reduci dalla sconfitta sul campo del Monreale per 2-1, pari interno al comunale di Castellana Sicura. Invece per gli uomini di Claudio Grimaudo 1-1 contro la San Cataldese, 41 i punti totalizzati sin qui dai Recinari, frutto di 14 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte, con 43 reti all'attivo e 19 subite. Risponde il Geraci con 32 punti, quinta forza il girone, 9 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte e 26 le reti realizzate, 28 quelle subite. Direzione di gara affidata al signor Michele Buzzone di Enna, suoi assistenti Davide Di Dio di Caltanissetta e Andrea Varisano di Agrigento. Disposte a specchio le due formazioni, entrambe in campo con un 4-3-3. Prima dell'inizio delle ostilità però osservato un minuto di silenzio in memoria di Lorenzo Miceli, 28enne ex consigliere comunale di Ramanusa, scomparso tragicamente nella mattinata di ieri. Tra gli applausi del solito calorosissimo pubblico canicattinese può avere inizio questa sfida, che si apre con l'immediato vantaggio racinaro. Dopo 2 di gioco infatti misunderstanding tra Scalisi e Sesai, ne approfitta Angelo Caronia e gonfia la rete per i ragazzi di mister Romano. 1-0 flash, la firma, la solita, del numero 10 biancorosso, che si insinua tra le maglie blaugrana e batte Sesai per la prima volta quest'oggi. Inizio in discesa per il Canicattì, che continua ad offendere al quinto di gioco, e Cammareri a prendere il fondo a destra, palla sul versante opposto lì dove pesca Vittorio Caronia, prova a coordinarsi trovando solo l'esterno della rete. Al 12esimo dal rinvio di Sesai, Saniong brucia Maggio, si presenta a tu per tu con Valenti ma si divora il gol del vantaggio per il Geraci. Ghiotta occasione capitata sul destro di Sainei Saniong, che si è perso sul più bello dopo aver bruciato in velocità il diretto marcatore. Minuto 21, cross dalla destra di Iezzi per Vittorio Caronia, che tira colpo sicuro ma trova il miracolo di Sesai, che con il piedone nega il gol del raddoppio ai Racinari. Gioca sul velluto la formazione di mister Pippo Romano, prova a reagire la compagine invece madonita con questo diagonale di Grimaudo, che però non riesce a centrare lo specchio della porta difesa da Valenti. Ancora Geraci in avanti al 35esimo, Tarantino per Saniong, gioco di gambe di Saniong che lascia sul posto Cammareri, palla dentro per Serio, si deve immolare salvando tutto il numero 4 biancorosso Pira, e salvando anche il risultato con questo intervento in tackle scivolato. Duplice fischio del direttore di gara Buzzone, e squadre che guadagneranno così gli spogliatoi sul parziale di 1-0. Decide sin qui la rete dopo 2 di gioco di Angelo Caronia. Inizia con un cambio la ripresa per gli ospiti, con Marsala che prende il posto di Scalisi. Un minuto più tardi Simone Bognani alla battuta di un corner da sinistra per Iannolino, che nel cuore dell'area di rigore svetta più in alto di tutti e ristabilisce la parità del punteggio al Saraceno di Ramanusa. Iannolino risponde alla rete iniziale di Angelo Caronia, ma appena il tempo di mettere il pallone a centrocampo e ci pensa Federico Matera, questa volta sfrutta un errore di lettura di Mohamed Mar, batte Sesai per la seconda volta e riporta immediatamente in vantaggio i Racinari, e va a festeggiare col proprio tecnico Romano. Minuto 63, un cambio per parte, Sergio Cucchiara prende il posto di Alessio Grimaudo, Cascio invece quello di Pira. Al 68esimo sventagliata parabolica di Iezzi, solita giocata di Angelo Caronia che punta l'avversario da sinistra, rientra sul destro, prova col tentativo a giro, in bocca però a Sesai. 2 minuti più tardi è Tedesco a fare letteralmente il solco sul binario di competenza e spianare la strada alla prima rete in biancorosso di Facundo Cascio. La sgroppata di Tedesco, la rete di Cascio per il 3-1 del Canicattì, che così chiude la partita sul Geraci. Prova a correre ai ripari il tecnico madonita Grimaudo, gettando la mischia a Valenza. Al 78esimo però è Matera ad innescare, Cascio salva tutto però Iannolino a pochi metri dalla linea di porta. Un minuto più tardi la reazione del Geraci, infatti il tunnel di Cucchiara ai danni di Tedesco, a tu per tu con Valenti. Cucchiara penetra in area di rigore, Cucchiara si esalta però Federico Valenti con questo intervento miracoloso, negando la gioia del 3-2 a Sergio Cucchiara. 2 minuti più tardi chiude la contesa il Canicattì, sfondando ancora sulle fasce con Fiore, che serve il più comodo degli assist ancora ad Angelo Caronia. Doppietta personale per il numero 10, che con un preciso destro a giro infilza Sesai, staffetta tra i pali all'84esimo, spazio anche a Pris, quando il Geraci prova a insidiare la porta del neoentrato col tentativo ancora una volta sballato di Saniong. Minuto 85, tempo di Calabrese,
tempo della standing ovation per Angelo Caronia, coccolato anche dal proprio tecnico. Geraci che prova invece a chiudere in avanti col tentativo di Serio, che non riesce però a inquadrare lo specchio della porta. Nel finale scampoli di gara per Filippone, che prende il posto di Matera. L'ultima emozione di questa sfida è il tentativo di Sanyong, che scalda i guantoni di Prisco. Non accadrà più nulla, triplice fischio del direttore di gara, game over al Saraceno di Ravanusa. Torna alla vittoria del Canicattì, lo fa in grande stile, superando per 4-1 il Geraci. Nella prossima uscita trasferta all'Esseneto di Agrigento per i ragazzi di mister Pippo Romano. Impegno interno invece per i Madoniti, che ospiteranno la Cepaledium. Un saluto allora amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima.